Sos carabinieri de su nucleo investigativo de su comando provinciale de Nuoro sono indagando per comprendere chi è morto a Erika a Preti, sa giovana de 28 anni della provincia de Biella, morta Eris e stoccata in una domo in savrazione dell'Uvraili in San Teodoro. Sa morau de sa femina Dimitri Fricano, 30 anni e su puru de Biella, ricoverau in ospedale de Terranova, Erfertu. S'omicidio è scapitau Eris a ora de sa 11 de Manzano, sur duor giovanos fini in ferias in domo de amicos, si vina maniande per andare in gitta e sorbichinos han intesu sarbo che appusti san abidu su giovane sin da fora tutti in San Bentao. A sur militare se li raccontau chi a Samorada e a Issu los han avertos in sinteri di una vura. Sos carabinieri han attancau direttus a doma, han avato sul rilievo per comprendere teba capitau, han accattau per isarma unu le puzzu de cuchina che savemina viti in priande provac sos paninoso. Pro como sur militare sun chircande sa conferma sa sparagola de su giovano e sun pessande a cada ipotesi che potete essere vura, briga intre amoraosa accabada male, omicidio suicidio. Sas indagines e s'inchiesta sono coordinate dalla Procura di Nugore e costa dir grazia a Tiscur Nortausa, comunità de Biella, dove sa femina traballavata come commessa e fitti con notta, e sia sa comunità de San Teodoro. Aristanis e Ceragius an andare su ballottaggio. In due comuni, Palau e Zaramonte, veniu manco su quorum. Sosattero 60 comuni hanno eletto su sindaco nuovo. Custos sos primo risultato des amministrativas in Sardegna, che in 225.000 persone che hanno votato pro 60 battor amministrazioni comunales. E standau a votare su 62,70 battos prochentu de sos elettores e contra su 69,67 prochentu des anno passau. Duncas, in Aristanisi, an andare su ballottaggio su candidato desa coalizione de centrodestra Andrea Luzzu e sa candidata de su centrosinistra Maria Obinu. In Ceragius, Gigi Concu de su centrodestra si lata Gherrare, chin Francesco Lilliu de su centrosinistra. In sos atteros comunes sunista ormai da sos confermauso e sa novidade spuru. In provincia de Nugoro, in Bitti Giuseppe Ciccolini, in Oniveri Stefania Piras e in Lubula Mario Calia, in Teti Estissiu Costantino Tidu, in Orune Pietro Deiani, in Lodine Franco Crisponi e in Bolotta Annalisa Mozzo. In Ozzastra, in Lanusei stau eletto Davide Burchi, Ivan Mameli e su sindaco nuovo de Bari, Gianluca Congiu de Gelisuli, Tito Loi de Osini e Mariano de Iana de Perdas. In provincia de Tattari, in Anele stessio Antonio Damiano de Murtas, in Bono Elia Mulas, in Arzachena Torra Tasu sindico Roberto Ragnedda. In Ottieri hanno eletto a Marco Murgia, mentre su sindico nuovo de Calangiano este Fabio Albieri. Come tocca a toccare a sos partioso a analizzare su voto e support de listas cívicas che si sono presentate a provalutare chi è, intre manca e diretta, a tavato menzusu analisi chi di apoderare conseguenze in sa politica regionale che oramai l'ischimus est in pelea da meses. A terras polemica sopra su servizio dell'Isucurs in Sardegna gestiu de sos pompieris che in dos elicotteros, che di per mezz'orare a postire de su bando promuovo de sa regione ove si previdito un sistema nuovo che intermezzor de base in Salighera, Terranova e Casteddu. A gettare l'inna su voco il bappessauso coordinatore regionale de Forza Italia Ugo Capellacci. A posti schisappadus elicottero non se spottiu pesare in volu, non risultata che rispuru su servizio dell'Isucursu non spoti intervenere. Paret una brulla. In Surelli mondiale besse elicottero che bappessauso organizzazione, mentre a Sprosossardo su servizi il firmu proneche desaggiunta regionale isenta. In bezzer de li gettare sa responsabilità di assos pompierisi, che chi incorazzus un chircande de parare fronte a sarfartar desa politica, s'aggiunta a chirchete de picare provvedimentos concretoso, custoso sono usufruttu desa politica de sos proclamas e de unu bando annunziato dai pigliaru ma firmao desa autoridade nazionale anticorruzione, sicchi Cappellacci. Su rettorao magico attaccata a Mimme in bezzer de currezzere sosir balloso, pensata de modificare sa rete ospedaliera prima de cussa des emergenze urgenzia, chi di addeperare sa precedenzia. Dunque, prima che tancare sos presidios ospedalieros e appustis che pensare a sa possibilidade di arrivare a cussu prusacursu. Su un vorar de su mundu, concluiti Capellacci, si deppene dimittere e che la deppene accabare deva che danno.
Un usero dedicato a sa musica rock, provestare sorbarantannos kin sar famiglia, sos amicos e son nugoresos. In Sant'Unofre, chis amministrazione a Torrau a Nobu, Lintu e Pintu, sabato usero su comità vedaler 1977 di Nugora tammaniausa manifestazione Primavera Rock. A Bortei di vattu iocos e spazios o prosos prus minores e a sero su concerto rock chintre il gruppo musicale, sor Breaking Down de Terranova che hanno cominciato in Tannorfachete e chi in Nugoro hanno sonau branos istoricos parisi a cusso scanavattu prurechentese, sorbette smacco nugoresoso che hanno sonau sor branos issoro pus connotos a cominciare dai Montecitorio, sos Kiss Station che hanno sonau un programma dedicato a su gruppo storico Kiss che totus ischina navattus istoria de su rock mondiale. Un bell'usero de musica, grazie a Simpinno de Sorfedalese 1977 che a banda desi spazio prosazente accudia ha permesso di tornare a sa città d'un parco a barrair bandonau ermenticao pro tempur meda. Una partita vinta e una perdita pro su Nugoro Softball in su primo turno de torrada des Italian Softball League contra Sulegnano. Pro sa Nugoresas una vinchida a pustri de tempur meda ma per un'occasione mancata e dunque s'abbarrana ultimas in sa classifica de su girone A. Torrandi a sa partita che in Sulegnano che si zirviende sa formazione allenata de su cubano Jorge Valdespino ha vinto gara 1 che in su punteggio de Chimbi a 3. Gara 2 l'ha vinta Sulegnano pro 2 a 8 che in sa Nugoresas che hanno poderosa partita in sa prima tre fraziones. Sulegnano ha pesausa conca in sa e battoro, sinzande 8 puntos o essi chinde in sa e chimbe. Lastima casa sisa Nugoresas aiana vinto gara 2 spuru, l'isaiata vestiu animo e l'isaia dao per i puntos profettosos o prosa classifica, come depene però pensare a Simpini inveniente in trasferta in su campo de su Caronno, seconda forza de su girone, est una partita difficile, ma sisa Nugoresas che era nell'assare l'ultimo posto della classifica, bi depene provare a beru a vincere.